Mi avvicino alla cassa prioritaria, di solito la cassiera mi guarda e mi fa gesto così di venire avanti. Io ho un problema che non è evidente, è una malattia reumatica. Tempo fa mi sono ritrovata ad avere anche problemi di tipo di deambulazione. A quel punto ho iniziato a informarmi su internet per cercare di capire cosa poteva venire in aiuto per una situazione del genere. E ho scoperto innanzitutto che non ero l'unica, ovviamente. E a quel punto ho scoperto dell'esistenza del cordoncino Sunflower e che indicava discretamente che una persona aveva una disabilità invisibile. Faccio parte di un'associazione che si chiama APMAR, che è l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare. Stiamo facendo della promozione sui social di questo cordoncino, nonché nelle scuole, noi non possiamo sapere cosa c'è dietro a un'altra persona, basterebbe comportarsi gentilmente con tutti.